ho visto Luca, vieni qui. Sì. È scherzato qui, no? Perché poi scherza che dice Luca fra 10 anni con la pancia. Ma Alice? Tra 10 anni? Da sola. Da sola? Sì, no. Io mi vedrò con la pancia, ma in un altro senso probabilmente. Luca! Ma non con lui! Ovvio. Scherzo, però io tra 10 anni mi vedo mamma, cioè vorrei essere già mamma. Ora ho capito che fra 10 anni sola. Bravo, ora si inizia a capire. Ma guarda che tu sarai vecchio tra 10 anni, Pensa a te. 33 anni? Senza offesa, però già che dovresti essere sposato, con dei bambini. Sì. Pensa a te. Vedi che testa che c'ha? Lei che pensa sul serio. È la cosa più bella per una donna. Brava, facciamo la brava. Alice, cosa pensi dal tuo futuro? Io vorrei la serenità, No, qua devi dire un bambino. però se io sono, allora sì, ho un bambino, se ho un uomo accanto che mi ama, con il quale sto bene, significa che sono serena e quindi felice. Che sei tu? Qui ha ragione. Qui ha ragione. Tu hai ragione, brava. Grazie. Brava. E dal mondo dello spettacolo cosa vorresti? Dal mondo dello spettacolo cosa vorresti? Vorrei... Un bambino. No? Basta però, vorrei studiare recitazione, vorrei comunque continuare a studiare danza, lavorare come ballerina e possibilmente anche nel mondo del cinema, vorrei. È un sogno. Ah, ho visto qualche scena che hai baciato uno. È vero? Voi l'avete visto, no? Io ho visto. Solo io non l'ho vista una cosa. No? L'ho vista. L'hai vista? Che esperienza è stata? Voglio un bambino, dimmi. No, che esperienza è stata? Bellissimo. Il bacio o l'esperienza televisiva? Anche io ho dato un bacio. È vero. Anche io sto facendo un film e anche io mi bacio con una ragazza. Allora siamo pari. No, ma il bacio è più bello però. Sì,